E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora oggi è entusiasmo irrefrenabile nel campo dei progressisti nostrani, che poi sono ufficialmente ormai gli alleati dei peggiori oscurantisti del globo, perché la sinistra italiana, i suoi giornali di complemento, i suoi intellettuali di risulta, insomma il caravanserraglio delle anime belle nostrano, ha fatto quello che gli riesce meglio da tempo, cioè ha trovato un papa straniero nell'impossibilità ormai ontologica, no, di partorire un'agenda alternativa credibile sulla politica interna, e tanto più in un momento in cui la politica estera e il caos internazionale assumono questa rilevanza. Credibilità dell'alternativa rappresentata da loro signori zero, e quindi si esercitano in questa pratica che ormai è endemica nella sinistra nostrana, di andare tutti in pellegrinaggio dal papa straniero. C'è un elenco lunghissimo, faremo solo qualche nome clamoroso. Obama è stato proprio l'incarnazione, la quintessenza, no, del papa straniero che apriva le magnifiche sorti e progressive. Si è visto anche la sua idea di trovare un appeasement col regime degli ayatollah, in effetti era un'idea lucida e lungimirante, lo vediamo nello sviluppo, diciamo, successivo alla sua presidenza. C'è stato poi Corbyn, no, il leader per mezz'oretta della sinistra britannica, che voleva trasformare in una cozzaglia antisemita e ultra estremista, ed è stato accompagnato alla porta perfino da una sinistra comunque malmessa come quella britannica. C'è stato poi Zapatero, ovviamente, no? Zapatero, lo ricordate, Compañeros, era proprio il vessillo dei sinistrossi italiani, che ora tornano in pellegrinaggio a Madrid, perché la parola d'ordine in tutti i giornali, su tutti i talk, in tutte le agenzie dei politici di sinistra è fare come Sanchez. C'è questa nuova stella polare appunto dei progressisti nostrani, che è il premier spagnolo che ha detto no a Trump. E per capire quanto siamo ormai in prossimità del culto della personalità, che d'altronde è una pratica che ha una tradizione consolidata nella sinistra, diciamo anche novecentesca, però le cose ritornano sempre sotto forma di farsa, diceva il buon vecchio Karl Marx, no? Perché conto il culto della personalità di Stalin, di dittatori che scomodano la tragedia del Novecento, un conto è la farsa del 2026, che appunto ha il nome di Pedro Sanchez. Prendete Repubblica di oggi, è tutto un ininterrotto gridolino di entusiasmo per il premier spagnolo. No alla guerra, 4 parole in spagnolo che racchiudono la postura del governo di Pedro Sanchez. Questo è l'attacco del pezzo oggi di Repubblica, che poi dà conto del fatto che c'è stato un lievissimo botta e risposta, per cui la Casa Bianca ha detto no, ma in realtà la Spagna ha detto che coopererà con, anche da un punto di vista logistico e militare, con gli Stati Uniti, cioè un po' come le spese della NATO. La Spagna abbaia, ma poi alla lunga torna canossa. Il ministro degli esteri spagnolo ha smentito, non è affatto così, ma quello che conta per Repubblica è che quello di Sanchez è stato un discorso chiaro ma duro, lucido e profondamente pacifista, nel quale il, virgolette, maestro della resistenza spagnolo è già maestro della resistenza ad honorem, no? Subito gli si dà il titolo principale dal punto di vista dei progressisti nostrani, quello che scomoda a casaccio la resistenza contro il presidente degli Stati Uniti, deduciamo, che tra l'altro, come dire, non ci risulta che sia uno schema esatto che corrisponde esattamente a quello che andò in scena durante la resistenza effettiva che godette, diciamo, dell'iniziativa militare americana. Ci sentiamo di sbilanciarci da questo punto di vista. Comunque Repubblica fa notare, vabbè, che è sopravvissuto a scandali di corruzione, perché uno di sinistra travolto da scandali è sempre sopravvissuto, no? Invece gli scandali di altri sono sempre come dire, la pietra tombale sulle carriere politiche. Aveva promesso che ci sarebbe assunto le conseguenze politiche della decisione, e Sanchez lo ha fatto, ripescando il no alla guerra. Il presidente 54enne, importante l'età, ricorda che non si può rispondere a un'illegalità con un'altra illegalità, perché è così che iniziano le grandi tragedie dell'umanità. Quindi Sanchez, senza neanche perifrasi, accorgimenti linguistici, mette
sullo stesso piano, sic et simpliciter, il regime totalitario, teocratico, omicida, terrorista degli ayatollah sciiti iraniani e gli Stati Uniti d'America, è la più grande democrazia del globo, alleata di fatto, si crede ancora, della Spagna, che garantisce la difesa della Spagna stessa. Peraltro sono due illegalità per Sanchez. Dobbiamo imparare dalla storia, non possiamo giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone. Diciamo che a noi sembra lievemente che giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone sarebbe stato permettere a quei galantuomini degli ayatollah di avere l'atomica. Erano già in grado di produrne 11 di bombe, non lo diciamo qui a Radio Libertà, lo hanno detto i negoziatori iraniani, cioè in teoria le colombe del regime durante quella farsa di negoziato che è andato in scena a Ginevra. Costoro hanno subito detto a Witkoff: noi siamo già in grado di produrre 11 bombe, non trattiamo su questo. Ecco, lasciare a un paese totalitario che ha una missione dal suo punto di vista, diciamo, millenaristica, no? Apocalittica, in primis di eliminare lo Stato di Israele dalla faccia della terra, in secondis di fare la guerra santa all'Occidente, ecco, lasciare il nucleare a costoro, quello sì che sarebbe stato giocare con la roulette russa, anzi con la roulette iraniana. E poi Repubblica accompagna col pezzo trionfalista, appunto, tutti con Pedro, la sinistra conquistata da un altro spagnolo, e dà conto delle eccessi sguaiati di entusiasmo di tutti i leader e leaderini nostrani. Si è rifatto vivo anche Beppe Grillo, che ha elogiato il buon senso epico, Sanchez, siamo in zona Omero, siamo già in zona Omero. Elly Schlein ovviamente si è persa in lodi e ha detto che bisogna fare come Sanchez, che è un po' la nuova parola d'ordine di lor signori. Sandro Ruotolo, no, l'ex palla di Santoro: siamo tutti Pedro Sanchez. Noi qui modestamente non siamo Pedro Sanchez, ecco, questo ci sentiamo di dirlo. Entusiasta oltre ogni freno inibitorio ovviamente Nicola Fratoianni, che ha esaltato il governo spagnolo guidato da Sanchez nel respingere l'azione militare unilaterale di Stati Uniti e Israele, e quindi insomma è un clima di revival compañeros, quello al di là della componente tragica per cui la sinistra italiana non ha nulla da dire, non ha alcuna bussola nella crisi bellica geopolitica globale. C'è il lato però smarcatamente farsesco, per cui sì, sono ancora tutti in pellegrinaggio dall'ennesimo papa straniero, che durerà ancora meno dei predecessori perché è ancora meno credibile. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.